Intanto io, oltre al saluto, voglio ringraziare il Presidente per questa occasione, alla quale sia prima che ora abbiamo un po' riflettuto sul lavoro che la sua organizzazione sta facendo in maniera egregia, quindi colgo anche l'occasione per fare i complimenti a lui e a tutta la sua organizzazione per il lavoro e i risultati che mi pare siano evidenti. Vengo qui a Tormezzo con piacere anche perché mi pare che il dato rilevante sia quello che a settembre il Presidente Pittini assumerà l'incarico di Presidente di Assoater, che è l'organizzazione che mette insieme tutte le aziende territoriali del Friuli Venezia Giulia ed è la sede dalla quale la Regione si attende evidentemente un ruolo positivo che in questo momento sta sicuramente svolgendo il Presidente dell'Alta di Trieste Bianco, che a settembre appunto passerà il testimone. Quindi dalla montagna parte questo progetto inevitabile di riforma di quelle che sono le condizioni delle politiche abitative del Friuli Venezia Giulia. Politiche abitative che oggi noi registriamo con risultati importanti rispetto all'origine della norma, che ha consentito oggi in questa regione di avere una condizione abitativa che supera la media in termini di proprietà, la media nazionale, ma sicuramente deve tenere conto di quelle che sono le condizioni che si sono modificate. La regione continua a mettere grande attenzione in termini di risorse nella politica della casa, al di là di qualche battibecco che fa parte dello statuto della politica, dove uno fa una cosa e chi sta dall'altra parte deve dire che fa male. Vorrei solo ricordare che in complessivi di limite di impegno soltanto la manovra di assestamento del bilancio mette a disposizione del sistema della casa oltre 46 milioni di euro, dei quali 22 nell'esercizio finanziario 2011, dove si trovano risposte importanti, in particolare per il sistema delle ATE, il quale, e questo è un altro elemento che il Presidente Pittini ha sottolineato con grande precisione, e io di questo lo voglio ringraziare, perché il mestiere delle aziende territoriali e soprattutto il mestiere che le istituzioni oggi hanno di fronte non è soltanto quello di preoccuparsi di avere delle nuove case, ma di fare grande attenzione nel mantenere le case che oggi ci sono, che è una di quelle questioni sulle quali nel tempo si è andata un po' scemando l'attenzione. E quando abbiamo dei fabbricati nuovi siamo abituati a lasciarli lì, tanto sono nuovi, no? In realtà gli interventi di natura manutentiva sono rilevanti. Soltanto nella manovra di bilancio sull'esercizio 2011 noi abbiamo ripristinato le condizioni storiche di destinazione delle risorse, che hanno oltre 11 milioni di euro destinati alle altre per gli interventi di manutenzione. Questa capienza è stata raggiunta nella manovra di assestamento destinando alle altre 4 milioni e 200 mila euro. Questo a mantenere le infrastrutture esistenti. Questo perché? Perché evidentemente nel rapporto tra l'amministrazione e le ATER c'è questo rapporto di trasferimento delle risorse, dove molto spesso, siccome le risorse trasferite non riescono a garantire quelle che sono poi le imposizioni rispetto agli affitti, i soldi vengono messi a disposizione per mantenere l'equilibrio del rapporto tra la condizione d'affitto e il fabbisogno che l'azienda ha nel suo piano di ammortamento, e sono risorse che vengono drenate a quelli che sono gli interventi manutentivi, cose che oggi vengono rimessi in equilibrio con la manovra di assestamento. Quindi siamo di fronte sicuramente ad una stagione che ci dovrà obbligatoriamente portare nel corso della legge finanziaria ad una riforma di quella che è la politica della casa, in termini di accessibilità sulla prima casa, dove noi nell'assestamento di questo bilancio abbiamo fatto due operazioni importanti. La prima, abbiamo prorogato i termini per i quali i cittadini hanno il diritto ad avere il contributo di una casa dagli attuali 270 giorni a 365, cioè uno fa una domanda, non vale 270 ma varrà 365 giorni. E abbiamo messo a disposizione un limite di impegno di 2 milioni e 730 mila euro decennale, quindi sono oltre 27 milioni a coprire la domanda sulla prima casa fino al febbraio 2015. Ora si aprono due partite importanti.
La prima partita è la revisione delle condizioni di accessibilità al contributo di prima casa, che oggi presenta a nostro parere delle condizioni di un certo tipo. Guardo qui il legislatore, fianco a me il consigliere Franco Maritussio, dico sempre che queste condizioni hanno consentito oggi di avere questa condizione di proprietà molto rilevante in questa regione, che supera la media nazionale, siamo all'82,5% del comune di media, dove oggi un cittadino può, stando dei requisiti del reddito, avere contributi sulla prima casa senza avere l'obbligatorietà di dimostrare di indebitarsi, quindi qualcuno potrebbe comprarsi la casa con i soldi che gli arrivano dalla famiglia, ed è sicuramente una condizione su cui riflettere. Oggi la prima casa può essere acquistata fino a dimensioni di 250 metri quadrati. Oggi l'acquisto della prima casa può essere chiesto più di una volta. Cito solo 3 casi per dirvi 3, per capire quali fossero le condizioni dell'origine per superare una condizione di arretratezza sul profilo della proprietà che oggi evidentemente è presente. Cioè siamo in una fase, se dovessimo semplificarla come ho avuto modo di dire in aula, di concentrarci nel dare una risposta non solo a chi ha bisogno, ma a chi ha più bisogno. Perché oggi le condizioni della nostra società sono completamente cambiate. In questo contesto si inserisce il tema non solo della proprietà, ma del sostegno all'affitto, che oggi presenta una domanda che sta aumentando rispetto alla domanda di acquisto. Perché la certezza di reddito è diversa, perché il rapporto con gli istituti di credito è diverso rispetto a prima, ci sono delle condizioni delle quali evidentemente il legislatore deve tenere conto. Quindi se dovessimo semplificarla, a chi dice che il problema della riforma della casa è dire che 5 altre diventano 1, che può essere anche una delle soluzioni, però sappiamo perfettamente che questa non può essere poi il centro di questa riforma, che deve tenere conto di quella che è la domanda, di quelle che sono le condizioni sicuramente diverse che arrivano dalla società e una condizione di finanza pubblica che è sicuramente diversa dal proprio passato. Questi sono i nodi, credo, i principali nodi sul tappeto. E io sono dell'opinione che l'esperienza delle altre sia fondamentale, quindi al Presidente Pittini e a tutti i suoi colleghi con i quali stiamo dialogando da tempo, sicuramente dovremmo affrontare e assumere delle decisioni che poi consentire al Consiglio regionale di entrare nel merito di questa dinamica, che non si semplifica rispetto esclusivamente al tema dell'accessibilità. Cioè, il tema dell'accessibilità, vuol dire la residenza, è sicuramente uno dei problemi, ma di problemi ne abbiamo diversi e tutti questi nodi vanno affrontati. Uno di questi, centrale, è che le altre oggi agiscono per mandato dell'amministrazione regionale, avendo delle risorse e dovendole restituire in un rapporto sicuramente di maggiore difficoltà rispetto al passato per i trasferimenti alla regione. Quindi anche quello è un tema strutturale da affrontare. Quindi sono vicende sulle quali io sto discutendo già, lo sto facendo con Lomiani, da settembre lo faremo con Pittini, ma lo stesso con Giunga, anche con Serafini di Pordenone, con Tony Giacomo di Gorizia, cioè con tutti i presidenti delle ATE, perché credo che sia ineludibile la necessità di affrontare questa riforma entro la fine di questo anno, perché poi i soldi vanno messi nella legge finanziaria e la legge finanziaria deve avere i criteri per poi intervenire in un sistema importante sul quale noi comunque intendiamo continuare la Regione intende continuare ad essere presente, ma sicuramente con regole che diano una risposta ad una domanda che è molto diversa dal passato e che parte da condizioni completamente diverse. Questa è l'occasione di questa visita qui. Non ero mai venuto a mezzo della sede dell'ATA, quindi mi ha fatto piacere essere qua, l'ho già fatto in altre sedi, ma questo è l'auspicio con il quale ci lasciamo oggi per affrontare temi che sicuramente sono rilevanti, perché hanno a che fare con quel sistema di protezione sociale sul quale il Presidente Tondo ha fatto evidentemente una delle colonne principali della sua azione. Non so se vuoi aggiungere.